amici miei bellini, perché questo è il tag fondamentalmente. È arrivato il momento di ritornare, perché in qualche modo mi mancate tantissimo e lo sapete io come sono fatti i video a cazzo senza argomenti, non li faccio perché che si parla. Però sono stato invitato dall'amico Napuliel87, di cui vi lascio il link, iscrivetevi perché è un bravissimo ragazzo che parla di Napoli, che io ho scoperto da poco, e abbiamo fatto una live sul suo canale e mi ha fatto delle domande e quindi mi sono risentito coinvolto nella questione calcistica, anche se non si può parlare negli effetti di questa cosa qua, quindi magari vi lascio uno spezzone di questa cosa qua. Questo video è un po' un resumé, un riassunto della situazione. Io ho completato semplicemente una serie di tutorial culinari, perché sono diventato faccio questo. Controllo sulla mia app se sono arrivati i soldi del governo e cucino. Questo sto facendo. E non c'è altro da fare, oltre che a registrare diverse cose musicali e non anche divertenti. Quindi io questo video qua, voi ve lo vedete tutto, e alla fine del quale vi dico l'hashtag che dovete scrivere, e poi è un casino. Voglio fare un video incasinato, giusto per voi, perché mi mancate, e facciamo un misto di cose, ma attenzione, si parte con la sfogliatella. Buongiorno amici bellini, mi sono svegliato a Napoli, in un certo qual senso, perché caffè in tazzina, la tazzina è più importante del caffè stesso, che devo sentire questo rumore qua. Ed è quello che è, e poi entra nell'inquadratura, carissima sfogliatella. Voi non ci potrete credere. Voi non ci potete credere, perché è impossibile crederci. Ma questa qua è sfogliatella riccia, fatta in casa. Io non ci credo. Voi non ci potrete credere. Ma non fa niente. Sono a Napoli. Oh boy. Okay. Yes. È una cosa straordinaria. È un processo lungo e laborioso, che però porta le sue soddisfazioni quando poi le consegna agli amici. Cose, insomma, con le dovute precauzioni, con mascherine e guanti, ma si consegnano agli amici e gli amici sono felici. Show it. Okay, wait one more time. Ma che bellezza. Come potrete notare, bisogna utilizzare dei macchinari adatti alla situazione. Questa è una macchina per fare la pasta, le tagliatelle, la macchina per le tagliatelle, come diceva Edoardo. E ci vuole del tempo. Adesso non sto qui a spiegare la ricetta e gli ingredienti. È una roba che ben più importanti chef di noi hanno trovato difficoltà. È un impasto molto secco, quindi non è facile poi mallearlo. Serve il lard strutto. Comunque noi abbiamo usato solo il burro, quindi bisogna ungere tantissimo e poi quindi arrotolare mentre ungi, e poi devi fare l'inserto, insomma, con la ricotta e con le arance candite. Noi abbiamo preferito non fare arance candite, ma il zest della buccia dell'arancia, il che dà tutto l'aroma che deve dare. Ragazzi, è una roba che io non ci potevo credere, come avete visto. Quella era la sfogliatella del giorno dopo, ancora buonissima e ancora croccante. I miei amici sparsi per New York, che siamo andati a trovare, ci siamo messi in macchina, siamo andati da Tony, siamo andati da Dario, da Katie ed Andrew, da Pasquale, Nashomi, e praticamente abbiamo fatto felici un po' di persone quarantenate in mascherina, coi guanti, ci siamo presentati, così, va bene così. In tutto questo volevo ringraziare, perché l'altra volta ho dimenticato di farlo, ed è importante, bisogna ringraziare gli amici che supportano a distanza. Lo metto qua, l'amico carissimo Valerio Marotta, che noi tra di noi ci chiamiamo Ciccio, l'uno con l'altro, amici di infanzia da sempre, abbiamo fatto le elementari e le medie insieme.
e l'amico ha voluto supportare me, il canale, ma me in generale, così, e io apprezzo tantissimo. Dice, sono modi in cui ognuno può darsi una mano in questo periodo un po' particolare dove la musica soffre un pochino e soffrirà chissà per quanto altro tempo, ma noi non ci arrenderemo, noi troveremo dei modi per riprenderci e non credo farò lo chef, non credo, anche perché i ristoranti hanno comunque delle difficoltà, servirebbero tutta un'altra sorta di investimenti, ma non è detto. Pare che il Napoli ci ridarà delle soddisfazioni, il calcio si ritornerà a giocare, probabilmente, sicuramente a porte chiuse, ma si ritornerà a giocare. E a tal proposito lancio parte dell'intervista, della live che abbiamo fatto con Napuliel 87 e spero che vi possa piacere, vi possa far divertire. In questi giorni ho fatto anche pasta e patane, pasta e ceci, abbiamo fatto scarpariello, abbiamo fatto una serie di cose, ma questo è un canale di cucina? Non lo è, quindi voi saprete accontentarvi di quello che vi regalo e va bene così, ci teniamo in contatto, abbiamo altre novità alla fine del video, non disperate e continuate a guardare, credetemi. Buonasera ragazzi, allora siamo in live con Valerio, Caffè Napoli 1926. Cosa ti senti al di fuori, no? Parlando da tifoso del Napoli, no? E youtuber che sei. La colpa la daresti tutta ad Ancelotti oppure ai giocatori? C'è tutto un insieme Allora, solo dell'allenatore. ti faccio una premessa, non ho un'ottima memoria. Quindi fare i video per me significa anche poter andare indietro e riguardare quello che dicevo live, no? Le mie reazioni live delle situazioni e dei periodi vari. Ancelotti, nonostante io lo possa dire che ha distrutto tutto nel tempo, però all'inizio, se ci facciamo caso, se andiamo a rivedere, non andavamo male. Quindi mano a mano, io mentre ero arrabbiatissimo con Ancelotti e si vede dalle reazioni che ho, le scelte scellerate che ha fatto nel tempo, però devo pure rendermi conto che i giocatori hanno una grossa fetta di responsabilità quando abbiamo smesso di crederci, che eravamo più lontani dagli obiettivi iniziali, loro hanno proprio smesso di impegnarsi. Bisogna dirla questa cosa qua. Sì, non c'era più quella voglia, qualcuno addirittura aveva perso lo stimolo proprio per la maglia, cioè era con la testa già un'altra parte, cioè non voleva già andare via a qualche altra... Perché ricordiamoci, Allan, anche lui non era convintissimo di ritornare a giocare con il Napoli, voleva andare via al PSG, c'erano voci sul PSG, uguale. Allan era è stato il fulcro, secondo me, di tutto, a partire dalle famose voci di mercato col PSG. Da lì lui ha smesso proprio di giocare e il Napoli ha cominciato ad andare in picco discendente già da 2 stagioni fa. E poi mancava il pilastro principale al Napoli, il regista, perché se n'è andato Jorginho, se n'è andato Hamsik. Il Napoli sì, con tutto che ha preso Elmas, che è un ottimo giocatore, ma lì se ti serve il regista, cioè Fabian Ruiz non è un regista, è un esterno, è un'ala di centrocampo, cioè per quanto l'hai adattato, ma lì forse diciamo che quello c'è stato lo sbaglio di Ancelotti perché magari lì doveva chiedere un regista che poi non ha chiesto, anzi ha fatto partire anche Diawara. E infatti assolutamente, ma lì è proprio lì è il peccato originale proprio di Ancelotti, sono d'accordissimo, perché lui pensava di poterne fare a meno, quando in realtà questa squadra, o credo anche un po' tutte le squadre, serve un fulcro che sia proprio il ruolo di ruolo, che Sì. non sia adattato, altrimenti vai nei casini con gli adatti Zelinski, adatti Fabian Ruiz, non va bene. Ti può andare bene ogni tanto, Sì, ma è non quello, è sempre. quello. Perché se te non c'hai il giocatore nel proprio ruolo, diciamo, ora visto infatti arrivando Dem, il Napoli ha trovato un equilibrio a centrocampo, hai visto? È Adoro. cambiato Dem subito al Napoli. nella sua semplicità, perché Dem non è un Sì, giocatore che ti bravo. farà vedere grandi giocate. Ok, sono d'accordo con te, d'accordo, perché Dem non è un giocatore con tantissima tecnica, non è un top player, ma ti dà un equilibrio perché gioca con la sua, come hai detto te, tranquillità, cioè è un giocatore normale, però che ti dà l'equilibrio a centrocampo. Perché ti fa il passaggino giusto, preciso e ti cerca e ti vede l'uomo libero, capito? Quello. Il senso della posizione e soprattutto quello che era il maggiore pregio di Jorginho è quello di dettare sempre il passaggio semplice. Appena la dà, si fa subito vedere e ti crea una linea di passaggio
e quindi tu puoi poi creare la superiorità numerica nonostante non hai gente che salta l'uomo, perché lo puoi fare anche senza dribblare quando crei i triangoli, ed Dem è uno di quelli là. Sì, 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 sono d'accordo. Fantastico. Infatti, Sì. come è venuto fuori che il Napoli ha trovato il regista, sono venuti fuori tutti i giocatori con il talento, Zielinski, Fabiano, sono rivenuti fuori, se ci fai caso. Gli devi dare dei compiti precisi, se lo Sì, lasci all'interpretazione. Con Ancelotti questo ha fatto, ha detto adesso tocca a voi, siete 11 in campo, fate le scelte giuste, e non sempre ti può andare bene, non sempre sei in forma, non sempre sei in giornata. e infatti Non secondo fa. me ha sbagliato le posizioni. Ma l'esempio noi lo abbiamo con i giocatori, diciamolo, più scarsi nostri della rosa. Facciamo l'esempio di Yusai, per esempio, Sì, che è uno di quelli che è molto limitato tecnicamente, ce la mette tutta quando sente la fiducia dell'allenatore, sì, sì, perché sì. anche con Ancelotti, lui avendo perso la fiducia, le poche volte che ha giocato una chiave, diciamolo, Sì, perché si vedeva proprio dalla faccia, dice ma io tanto non faccio più parte del progetto, il mio procuratore c'ha troppi terzini, nel Napoli me ne andrò. Con Gattuso anche Yusai ha ripreso un pochino la sua media da 6 meno, 5,5, 6,5 a seconda della partita, e funziona meglio. La semplicità, noi veniamo da 3 anni di Sarri, non ce lo sì. dimentichiamo, perché si parla, no, dell'episodio di Pjanic, adesso è uscito di nuovo in mezzo Sì, sì, sì. il dossier, che è sparito l'audio, eccetera, eccetera. Ma mica è solo quello. Ma Mica è solo ce ne so altre partite indietro, sì, infatti. di tutto, li abbiamo costretti con le nostre vittorie, li abbiamo costretti a fare di tutto alla luce del sole, e i risultati li hanno visti tutti, sinceramente. Un'altra domanda, secondo te in porta era più forte Tagliatela o Cucilastò? Cucilastò, questa è una Questa è partita. bella. Secondo voi il Napoli lo prende a Luca Pocchione? Luca Poggi- C'è Luca Pocchione e c'è anche Checca Pocchia, che è un'altra. Saluto la mia cuginetta, sta girando. Insomma, è stata una bellissima chiacchierata. Vi invito, se volete vedere la cosa completa, ad andare sul canale dell'amico Napuliel, e vi lascio con queste immagini di repertorio che sembrano uscite veramente da Scaturchio o da una qualsiasi pasticceria professionale. Sono una persona fortunata in questo momento. Vi abbraccio da New York, Valerio Fluido è tutto. Stavo pensando di fare un video sugli assist di Pandev, è un video molto specifico, devo vedere come evitare gli strike di copyright, ma whatever happens happens. È riccia. Buon appetito. Buonissima, Not bad. è buonissima. God damn it. It could be a little thinner. Thinner? No. Maybe. The ricotta is delicious. It's fucking... Se l'avete visto tutto questo video qua, voi adesso scrivete sotto hashtag assist di Pandev, e vi abbraccio da New York. Valerio Fluido è tutto, state bene, state a casa, state attenti. State a casa, no, ma potete uscire, però mascherine, evitiamo collassi, fratacchioni vari. Yes. We need coffee now. Coffee? Italia? Non c'è.